Siamo con Laura Favaretti, responsabile Padova Convention e Visitor Bureau. Buonasera. Salve, buonasera. Dottoressa Favaretti, ci può raccontare come l'innovazione si inserisce nel turismo del territorio? L'innovazione è fondamentale così come la sostenibilità. Oggi nel turismo sono parole chiave, l'integrazione con il territorio, quindi sostenibilità che non è solo ecologica, ma è soprattutto sostenibilità sociale. Una destinazione turistica come Padova che riesce ad attrarre importanti flussi turistici, ma riesce allo stesso tempo a integrare bene queste risorse con quella che è la presenza nel territorio. Si parla molto di overtourism, in questo momento si parla di città che non riescono ad accogliere i turisti o a rendere felici i propri cittadini, invece è fondamentale riuscire ad avere una visione futura improntata proprio verso l'attenzione al turista e al cittadino. Ovviamente una città come Padova che ospita e offre più di 170 km di piste ciclabili, la navigazione fluviale e tante attrattive anche legate al mondo dell'ecologia in movimento diventa a maggior ragione ancora più innovativa e attrattiva. Ecco appunto, si parlava di attrattività. Quindi come vi state muovendo in questo senso? Beh, sicuramente Padova è una delle città che a livello di presenze turistiche è cresciuta maggiormente in Italia in questo periodo. Dopo il Covid c'è stato, è sotto gli occhi di tutti, una grande ripresa del turismo in generale. La sfida vera qui è trovare un turismo adatto per ogni destinazione. Padova in questo senso può offrire molto perché è una città che lavora molto bene sul business, lavora bene sul turismo leisure, quindi il turismo di vacanza e ha una grande sfida di fronte che è quella del turismo congressuale. A Padova abbiamo aperto un nuovo centro congressi, Padova Congress, di proprietà di Padova Hall, quindi della Fiera di Padova, che da un anno e mezzo a questa parte ha l'opportunità di portare nuovi e grandi indotti e volumi nella città di Padova, indotti e volumi che sono sicuramente economici ma che sono anche di spinta culturale, perché il grande congresso, soprattutto associativo, medico-scientifico, quelli che sono i segmenti più adatti a una destinazione come Padova, anche grazie alla importante università e all'ospedale, possono veramente portare innovazione tecnologica e culturale nella destinazione. Il turismo congressuale è anche in grado di creare destagionalizzazione perché avviene in periodi dell'anno in cui non necessariamente c'è commissione con il più alto periodo di stagione turistica a leisure e porta un turismo che è di qualità, un turismo che permane nella destinazione a lungo e che ha una ricerca, una voglia di conoscere la destinazione diversa da quella del turismo mordi e fuggi che è insomma sicuramente diverso. Quindi innovazione si traduce in competenze ma anche in occupazione. Assolutamente sì, il mondo del turismo è un mondo fatto di persone, è uno diciamo dei settori economici in cui il valore delle persone è sicuramente inestimabile. Abbiamo visto anche ultimamente, ne abbiamo parlato oggi stesso nell'evento, quanto è importante riuscire a mantenere alti livelli di qualità dell'offerta in termini appunto di risorse umane, di capitale umano. Nel turismo è davvero tutto, competenze linguistiche, competenze professionali e quindi è un mondo insomma fatto di persone che devono avere la possibilità di continuare a lavorare in condizioni ottimali con sicurezza lavorativa o con opportunità di crescita. È un mondo oltretutto fatto di tantissime donne perché molto spesso le capacità organizzative delle donne, manageriali, di comunicazione vengono ben utilizzate insomma anche nell'ambito turistico, proprio per questo magari è necessario insomma uno sguardo in più, un'attenzione in più a quella che appunto è l'offerta lavorativa che viene data a queste persone. Io la ringrazio, alla prossima.